Una borsa abbandonata di fronte alla caserma del Comando Interregionale dei Carabinieri nei pressi di Prato della Valle a Padova ha fatto scattare attorno alle 12 della mattina un allarme bomba. Sul posto, in via Acerato, sono subito intervenuti gli artificieri, carabinieri e polizia che hanno transennato e chiuso al traffico la zona. Alcune abitazioni sono state evacuate. La valigia sospetta, simile ad una sacca da palestra e legata ad un palo con una catena, si è rivelata di proprietà di un senza tetto che la sera si recava al dormitorio notturno della zona. Me l'ha lasciata 5 giorni al bar, sotto il bar, perché aveva anche un borsone rosso e bianco e stamattina ho telefonato al dormitorio e gli ho detto c'ho ancora sta borsa e mi fa non deve fare i favori alle persone. Sì, ho detto ma mi ha chiesto una valigia, una borsa, l'ho tenuta dentro un attimo. Sì, è quella. Non c'è niente dentro. Deve esserci qualcosa di plastico. Sì, qualcosa. però è di quelle tipo dei fisioterapisti. Venite ragazzi, bravissimo. sei sicuro di quello che diciamo? Ma dov'è lui? Scusami. È una busta molle, nel sì, senso lui che... sarà in giro per la città, ma torna al dormitorio la sera. È legata lì? Lì è legata. Sì, dobbiamo Perché, una catena. sì, perché forse da me era libera lì sotto le piante, ma lì l'avrà messa perché qualcuno non gliela porti via. Attimi di paura da parte dei residenti, la valigia alla fine è stata comunque fatta brillare. Ieri a Cittadella è stato rinvenuto un ordigno bellico anticarro a carica cava risalente al secondo conflitto mondiale presso la Roggia Rio della Pila, un ordigno che risultava ben conservato e poco distante da una via di passaggio. È stato fatto brillare.